È stato firmato nello stand della Regione del Veneto, qui a Vinitaly edizione 2024, un importante accordo tra cooperative di pescatori. Andiamo a sentire i dettagli nelle voci dei protagonisti. Nicola Dall'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, un accordo importante, quello che è stato firmato poco fa. Sì, è il secondo step. Il primo step è stato fatto 3 anni fa e è stata presa come input la grande tempesta Vaia, che non ha solo colpito le foreste, ma ha anche trascinato con sé, i fiumi hanno trascinato con sé tutto quel prodotto, quella melma, quel fango che ha di fatto soffocato gran parte delle attività dei pescatori veneti. Allora già con quello noi avevamo cominciato a ripopolare le nostre coste. Ora abbiamo visto l'ottimo risultato, abbiamo pensato con la Regione Veneto di riprogrammare questa attività. Una cosa da dire, questa volta però la riprogrammiamo anche da un punto di vista di studi genetici e da un punto di vista di miglioramento dell'attività sostenibile, cioè non ci fermeremo ad aiutare semplicemente i pescatori, cercheremo anche di dargli delle nuove prospettive per il futuro. Gianni Stival, un accordo importante, quello firmato poco fa. Sì, è un accordo importantissimo e ringrazio il governatore Luca Zaia e il direttore di Veneto Agricoltura che per la seconda volta ci stanno dando una grossa mano attraverso un progetto finanziato da entrambi, ma anche da noi questa volta. Nel 2024, 25 e 26 questa progettualità sarà finanziata dall'ente pubblico e dall'ente privato, dai 2 consorzi di Chioggia e di Venezia. A cosa serve questo progetto? Questo progetto serve per rilanciare il nostro settore che da 5-6 anni è in grande difficoltà, quindi salvaguardando ovviamente la risorsa, salvaguardando la risorsa ovviamente, e in questo caso noi andremo a ripopolare quelle aree un po', diciamo così, depresse dalle cause di alluvione, vaia e oggi anche dal granchio blu, e quindi andremo a ripopolare queste realtà per rimetterle in campo nuovamente per i prossimi 5-6 anni. Abbiamo fatto la settimana scorsa la prima semina di quest'anno 2024, che è andata a buon fine, perché anche qui bisogna seminare in un momento più opportuno, più giusto.